Io devo dire che noi come per esempio FIAIP Padova abbiamo iniziato l'approccio con FIAIP Donna nell'ultimo mandato che io ho dal 2021 e quindi ho creato il gruppo. Mi sono relazionata anche recentemente con la mia delegata, la quale mi dice che a Padova c'è un progetto per esempio attualmente presso la Camera di Commercio hanno messo a disposizione 2.300.000 euro per progetti legati all'imprenditoria femminile. E ovviamente ci sono delle condizioni, dei paletti a cui attenersi. Il progetto deve essere presentato un vero e proprio progetto. In questo momento mi dicono che ci sono 2.000 domande, quindi 2.000 richieste per il bando, per la partecipazione al bando, dove la donna, in questo caso l'imprenditrice femminile, può chiedere dalla ristrutturazione del proprio ufficio all'acquisto di un PC, alla ristrutturazione di un bagno, per esempio, del proprio ufficio. Certo che la società o la ditta individuale la ditta individuale per forza di cose deve essere 100% femminile. Nel caso in cui sia una società, deve essere, non può essere 50 femminile e 50 maschile, ma prettamente un 100% femminile.